Ben ritrovati con la nuova edizione dell'informazione locale di Radio Adige Verona Network. Ancora attenzione al tema del coronavirus. Non ha sintomi la bambina di 8 anni è risultata positiva ai test per il coronavirus in Veneto. La piccola si trova a Limena, comune nel focolaio del Padovano. A renderlo noto è la Regione Veneto. Per lei è stato disposto l'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva di tutti i contatti stretti. La scuola frequentata dovrà rimanere chiusa fino al termine del periodo di incubazione della malattia. La giornata di ieri ha fatto registrare in Veneto la buona notizia della seconda dimissione di un paziente affetto da coronavirus ricoverato nei giorni scorsi all'azienda ospedaliera di Padova. La persona in questione fa parte del cluster di Vo Euganeo ed era risultata positiva al test il 22 febbraio scorso. Dopo la dimissione il paziente è stato posto in isolamento a casa. E intanto è arrivato a 400 il numero dei contagi in Italia, 258 sono in Lombardia, 71 in Veneto, 47 in Emilia Romagna, 11 in Liguria, 3 in Piemonte, Lazio, Sicilia, 2 in Toscana, 1 a Bolzano. Tra i 7 bambini positivi nessuno risulta grave, questi i dati aggiornati alla ieri sera. E il presidente della Regione Veneto, attingendo con procedura d'urgenza ai candidati risultati idonei nelle graduatorie dei concorsi già effettuati da Azienda Zero, ha deciso l'assunzione immediata a tempo indeterminato per 215 figure professionali della sanità per far fronte ai maggiori carichi di lavoro legati all'emergenza del coronavirus. Le nuove figure saranno distribuite nelle diverse ULSS. Chiudiamo con un fatto di cronaca che non riguarda il contagio del coronavirus. Ieri sera, poco dopo le 19, un'auto con a bordo 4 ventenni è uscita di strada lungo la strada provinciale 34 tra le località di Fosse e Ceredo, nel comune di Sant'Anna del Faedo. Sono precipitati con la loro autovettura in una scarpata per una ventina di metri. I giovani sono stati sbalzati dal mezzo e sono rimasti feriti. Uno è riuscito a risalire sulla strada e chiedere aiuto, mentre per gli altri 3 è stato necessario l'intervento del soccorso alpino che ha operato sul posto per alcune ore al fine di recuperare tutte le persone coinvolte. 2 di loro sono stati trasportati in grave condizioni all'ospedale di Borgo Trento. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.